Casa delle Musical di Marco Savatteri ad Agrigento, da sempre scuola di formazione artistica e di produzione di spettacoli, adesso è anche campus artistico per studenti siciliani. I dettagli e gli interventi. Gloria Scafè. La Casa del Musical di Marco Savatteri ad Agrigento, da sempre scuola di formazione e produzione di spettacoli, adesso diventa campus artistico per studenti siciliani che vogliono diventare attori. Marco Savatteri, all'età di 16 anni, da studente di liceo, ha realizzato e diretto, portando sul palco del Teatro Pirandello di Agrigento, il musical Evita. Quel musical, allora, ebbe un gran successo se si pensa che a mettere su il tutto fu il grande estro di un ragazzo ancora adolescente. Ha coinvolto tantissimi giovani studenti che per l'occasione sono stati gli attori e i ballerini di uno spettacolo di cui ancora se ne sente l'eco. Da quel momento Marco di strada ne ha fatta parecchia. Come molti giovani siciliani ha lasciato la Sicilia per studiare e fare esperienza, è andato in giro per l'Italia e all'estero e adesso il suo bagaglio lo ha riportato qui, a casa sua. Ed ecco che ad Agrigento, 5 anni fa, è nata la Casa del Musical, che adesso diventa un campus artistico dove i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare l'arte nella sua totalità, canto, danza e recitazione. Si viene ad Agrigento, in una città forse inaspettata, per studiare full time recitazione, dizione, canto e danza e per sperimentare tutte le pratiche dell'arte e per poter lavorare. Questo anche perché se da un lato apriamo questo campus ai ragazzi di tutta la Sicilia, dall'altro apriamo tante date e tanti spettacoli in giro e non solo per la Sicilia, e dunque il nostro progetto è quello di una sorta di alternanza scuola e lavoro, in cui da un lato studio, dall'altro posso fare tirocinio e far parte appunto degli spettacoli. Abbiamo messo in palio 20 borse di studio quasi totali per tutti i ragazzi siciliani. Devo dire che le richieste sono già tante, abbiamo già fatto dei provini che continueranno per tutto il mese di settembre. Ad oggi abbiamo 9 borse di studio prese e assegnate, 6 vengono soltanto 6 sono di Palermo e sono ragazzi straordinari, pieni di voglia di fare, che si trasferiranno qua. Il campus si ripromette dunque di coinvolgere questi ragazzi dando non soltanto la scuola ma anche l'alloggio, quindi avranno degli appartamenti e i transfer, dunque delle auto dedicate a loro che porteranno i ragazzi qui nella zona del Villaggio Alto per poter studiare in questo spazio un po' isolato da tutto il resto del mondo. E devo dire che sono veramente fiero, tutto questo lo devo chiaramente a tutta la squadra che da anni mi collabora e che ha fatto crescere questa realtà, ma soprattutto agli allievi che hanno messo tantissimo entusiasmo e mi hanno permesso di realizzare quello che era un sogno. Il primo ragazzo a venire da fuori è Massimiliano Rizzo, sta ancora con noi, e lui è uno straordinario talento, poteva veramente andare ovunque. Ha scelto Agrigento per la filosofia che noi abbiamo in relazione appunto all'arte e alla docenza. E da 2 anni non se n'è andato più e continuerà a far parte di questo campus, e questa cosa ci ha illuminato sulla possibilità di far arrivare tanti altri ragazzi, e devo dire che sta funzionando e sembra veramente tanto tanto bello. I ragazzi del campus della Casa del Musical, ecco, saranno seguiti dal maestro Laviano per quanto riguarda la recitazione e la dizione, quindi qual è il suo contributo? Il mio contributo, insieme a quello di Marco Savatteri, che è un altro insegnante, oltre al essere il direttore del campus, si occupa proprio del modulo Pirandello. Il mio contributo è, con i ragazzi più grandi, lavorare sulla poesia shakespeariana. Abbiamo fatto questa scelta di trovare 3 moduli che poi sono la base del teatro occidentale: la tragedia classica, quindi i classici greci, Pirandello, siamo nella terra di Pirandello, se ne occupa appunto Marco, e io mi occupo appunto della poesia drammatica shakespeariana, che è la base sicuramente della nascita del teatro moderno. Dal 2011 la Casa del Musical è un partner del Liceo Classico. Sì, su iniziativa della preside Anna Maria Sermenghi e con la collaborazione della Fondazione Empedocle per la promozione della cultura classica, il teatro classico antico è stato inserito nell'offerta formativa del Liceo Classico Empedocle. Sono state messe in scena diverse tragedie, abbiamo cominciato con la Medea di Euripide per poi passare ad una serie di riflessi. I riflessi sono delle riscritture
letture di Marco Savatteri, delle riproposizioni in chiave un po' moderna che ripercorrono un po' il tema del doppio e che comunque si agganciano sempre al testo classico. I ragazzi sono veramente entusiasti di questa collaborazione e soprattutto di questa realtà che ormai per il liceo classico è un appuntamento importantissimo. Stiamo lavorando per portarli all'estero, per delle tournée fuori e partiremo penso